Allora, abbiamo visto come è andata, non è andata tanto bene per quel che riguarda la Catalogna, insomma non tanto la Spagna ma la Catalogna. E allora, avvocato, Ma anche qui si guardi, parla di indipendenza, di autonomia, ci sono due differenze che vorrei che lei ci chiarisse, perché il consigliere Marotta ha già parlato prima, 392 e la 342, due passaggi differenti, e io ho capito parlando con molti cittadini che ben poco hanno compreso invece. sì, c'è molta confusione e non è casuale. La Regione Veneto ha votato i giorni scorsi, il Consiglio regionale, l'11 giugno ha votato la 392 sull'autonomia e il giorno dopo ha votato la 342 su indipendenza. Due realtà completamente distinte, direi opposte e distanti, anzi, che non hanno nulla in comune. Ah, nulla proprio. Nulla, assolutamente. Direi che sono una è intraordinem, cioè all'interno Quindi dell'ordinamento non sono italiano, conciliabili in qualche l'altra modo. è intraordinem all'ordinamento internazionale, cioè il Consiglio regionale del Veneto si è posto, nel caso della proposta di legge sull'indipendenza, come rappresentante della sovranità del popolo veneto e si è collegato non alla legalità interna, ma senza contraddirla si è legato alla legittimità internazionale. Dopo lo spieghiamo in un attimo per non creare... La 392, quella sull'autonomia, non è frutto di un progetto politico, di un gruppo che da tempo persegue questo obiettivo, è stata utilizzata, messa sul tavolo dopo il 17 settembre, allorché si era discusso ancora il progetto di indipendenza, allo scopo di ostacolare il progetto di indipendenza O nel suo trovare percorso. una via... No, diciamolo meglio, per creare confusione alle persone per bene, ai cittadini veneti che col loro buonsenso, se si trovano davanti due proposte, dice, beh, piuttosto di niente, se è meglio qualcosa, butto vedere che perdimmo anche l'autonomia. Se sappiamo l'autonomia, questo è il concetto. Vuol dire abusare della buona fede dei cittadini, vuol dire approfittare del fatto che non si sono dati, non si danno volutamente ai cittadini veneti gli strumenti della conoscenza. E quando non si conoscono le cose vengono fuori in buona fede, come il mio interlocutore alla mia destra prima, delle affermazioni che poi i giuristi vanno a smentire. Perché tutto dovrebbe essere dentro il confine, il recinto, lo chiamo io, della Costituzione. La Costituzione ha degli strumenti al suo interno, l'articolo 10 per esempio, che dice che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. E nel diritto internazionale c'è anche, non solo pattizio, ma nel diritto naturale, l'autodeterminazione, che è una cosa che è sconosciuta ai più. È un concetto inesplorato, non è quantomeno volgarmente stato mai trattato. E questo io lo porto a vantaggio di chi, però non adontiamoci i titoli per cancellare, cestinare immediatamente una cosa di cui non si ha conoscenza. Confondendo su questo passaggio, la Regione ha approvato tutte e due le leggi. E quindi dicono i Allora, la cittadini... 392 sull'autonomia, quella cosa che si chiede ma di cui è titolare lo Stato. L'hanno concepita, ripeto, solo per ostacolare il progetto dell'indipendenza, basti vedere l'articolo 1 dice una cosa incredibile, è una norma impresentabile, dice che il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a instaurare con il governo un negoziato volto a definire il contenuto di un referendum, cioè vuol dire addirittura non tratta neanche i propri... È proprio una pagliacciata. Questa è una cosa ridicola, è una presa in giro, è una cosa che... E non costituzionale. Questa è già stata bocciata nel 2000 una proposta, mi creda, migliore di questa, Sentenza perché mezzanotte, la i sentenza giuristi mezzanotte. possono confermarlo, i colleghi, migliore di questa, formulata in termini tecnici molto più precisi, più interessanti e anche più diciamo, presentabili, e questa qui è una presa in giro, lei capisce? Addirittura si va a trattare il contenuto del referendum, ma per carità, il 116 consente già alla Regione di trattare direttamente con la rappresentanza attuale maggiori competenze, quindi è stata fatta il solo scopo di intralciare il percorso indipendenza. Se poi vuole, ma il dettaglio lo lasciamo perdere, ha formulato in questa proposta, sarebbero ipotizzati ben 5 quesiti, tra cui alcuni palesemente incostituzionali, come diceva Marotta, giocandoci sopra. Quello volete voi che trattenga la Regione all'80%, a parte che già trattiene il 76%. No, ma infatti, ma non potevano essere messi neanche quelli. O altre sciocchezze, oppure vuoi che il Veneto diventi una regione a statuto speciale, cioè tutte cose che non rientrano neanche che non hanno nessun significato, cioè che questa è stata pensata solo per ostacolare la seria proposta che è quella dell'indipendenza, quella sì che è seria.
ed ha un solo quesito, dottoressa Cognito, ed è un quesito chiaro, inequivoco, diretto, senza fronde. Vuoi tu che il Veneto diventi una repubblica indipendente e sovrana, o sì o no? Qui non si bara, non si gioca, è molto seria. La legittimità di questo percorso, questo lo dico ai due amici che mi seguono e che stanno alla mia destra, è data dal fatto che non contraddice l'ordinamento costituzionale interno e al tempo stesso si collega e sfrutta e utilizza, come citava il professor Favero, anche una pronuncia straordinaria che rimarrà un caposaldo per un tempo lunghissimo, anche quella però a destinato, che è quella della Corte internazionale di giustizia sul caso del Kosovo, che ha perfino regolato il problema che sembrava insuperabile di come giustificare o difendere, perché l'Italia dice io voglio difendere l'integrità dei confini, ha spiegato anche quello, ha detto che il diritto di autodeterminazione, quando espresso in modo democratico, con la formula per via istituzionale che stiamo perseguendo noi, evidentemente viene prima del diritto degli Stati a difendere i confini, se è espresso in modo democratico. Abbiamo tutto un percorso che è difendibilissimo, il problema è la comunicazione, dobbiamo trovare il sistema per spiegarlo alla gente. Quindi la consultazione referendaria sull'indipendenza è una proposta chiarissima, un solo quesito, senza equivoci, senza fronzoli, sul quale coloro i quali difendono questo statalismo, questo centralismo, si oppongono impedendo, come ha detto benissimo l'avvocato Fogliata prima, l'esercizio di un diritto, perché in fondo non si chiede al Consiglio regionale, non si è chiesto di esprimersi sull'indipendenza, si è chiesto al Consiglio regionale di mettere a disposizione di 5 milioni di cittadini veneti, o meglio di quella parte, i 5 milioni che ha diritto di voto, la possibilità di esprimere il loro voto, quindi è estremamente Morosin, pericoloso. Tu sai che però all'inizio non era così, perché nella proposta di legge 342 l'articolo 4 diceva il Presidente, dopo 10 giorni dopo l'esito, atteso l'esito, insomma, sono decisivi, atteso non serve che tu me lo spieghi, atteso l'esito della consultazione, il Presidente deve dare seguito a quanto deciso con la consultazione. L'avete inserito, tu hai votato contro, io mi auguro che tu ciò a significare il governatore del Veneto 10 giorni dopo il referendum, se vinceva il sì all'indipendenza, doveva andare dal governo e dire cari amici, da domani siamo indipendenti. Magari. Solo una battuta. Magari. Chi è che l'ha cancellato? Scusa, chi è che ha chiesto l'abrogazione? Non giocare, chi ha chiesto di cancellare? Sei serio, di cancellare la norma che ha scritto il primo firmatario. Allora io, no, è questa è una replica. Perché vabbè, replichiamo e poi diamo la parola a un 30 secondi. Siccome lui ha votato contro, io spero che scientemente abbia votato contro, conoscendo anche il contenuto dell'articolo 2, il quale dice che cosa? Risolve il problema e lo gestisce e lo regola diversamente, dicendo che la propaganda, le procedure di voto e la proclamazione ufficiale del risultato saranno definite entro 30 giorni dalla pubblicazione del BUR dal Presidente della Giunta regionale. Infatti erano in contrasto dalle norme. Questa legge ha anche dei tempi ben precisi e lo diciamo perché i veneti lo sappiano. Il popolo veneto deve saperlo, Zaia dal momento della pubblicazione nel BUR della regione ha 30 giorni di tempo, quindi una cosa molto più impegnativa di quello che dice Marotta. Infatti io sono convinto per regolare la propaganda, le procedure di voto che noi auspichiamo anche per via informatica, perché quello è la modernità ed è possibile creare una piattaforma di voto di quel tipo, e la proclamazione ufficiale dei risultati. E finisco, al Consiglio regionale come assemblea legislativa è riservato dalla norma successiva soltanto dall'individuazione della data di voto. Favero, lei che no, Favero, do la parola a lei come primo consigliere, perché può rispondere con dati anche di caratura economica alla domanda di chi rappresenta le imprese, insomma, che lecitamente dice che quali vantaggi ci sono, ed entrare nel merito specifico anche dell'avvocato Morosin, perché l'altra domanda è: il popolo veneto ha compreso la dinamica di questo passaggio? Perché secondo me, mi scusi fare il parallelismo anche se non è forse congruo, però come dire, votate per l'uscita dall'euro o stare dentro l'euro. Le persone non hanno capito le dinamiche economiche fondamentali, tanti dicono ci vorrebbe avere qualche elemento in più di conoscenza, devo fidarmi di quell'economista, perché un economista ti dice una roba, uno te ne dice un'altra e ti trovi veramente in imbarazzo. Ed è la stessa cosa, restare dentro l'Italia o uscire con indipendenza di che tipo? Che penso che sia quello che in grande sostanza ci chiedono le imprese, ci chiedono anche
la signora Maria, che con tutto rispetto che ci sta seguendo con apprensione. Beh, come abbiamo già detto diverse volte, non si tratta di uscire dall'Italia, è l'Italia che deve uscire dal Veneto, perché siamo stati aggregati all'Italia nel 1866, si chiamava già Italia prima, pertanto non vedo perché si parli ancora di secessione. Il nostro è un popolo, l'ha ricordato prima anche il professor Cavallin, abbiamo 1100 anni di storia e questo è il titolo primo che ci dà il diritto di essere un popolo. Ecco perché, oltre che per motivi meramente economici, vogliamo anche ripristinare la nostra identità di popolo veneto, avere coscienza di quello che eravamo e di quello che torneremo ad essere. Poi per quanto riguarda i numeri, li ha prima sottolineati anche l'avvocato Alessio Morosin, abbiamo un residuo fiscale di 20 miliardi più, se sommiamo i 10 miliardi di interessi passivi per un debito pubblico che il Veneto non ha mai concorso a fare, allora se facciamo una scaletta rapida degli ultimi 20 anni abbiamo regalato allo Stato italiano 400 miliardi. Poi se sommiamo anche gli interessi passivi quanti diventano? Ecco allora, mi sembra che la risposta sia estremamente chiara perché quali sono i vantaggi del Veneto. Intanto io ho qui una brochure di Union Camere che dice che con il modello Veneto ci sarebbero 523.000 unità in meno, e parlo della pubblica amministrazione, adesso vediamo se trovo la pagina, con un risparmio effettivo immediato di 34 miliardi. Ma mi sembra che questo Stato ogni volta che si tocchi il discorso pubblica amministrazione si blocca tutto. La prima cosa che ha fatto Monti quando è venuto a governare questo paese nominato come gli ultimi tre, era il primo dei tre, che cosa ha fatto? Ha aumentato gli stipendi dei dirigenti di Palazzo Chigi. La spending review, e prima il signor Dell'Anci diceva ma perché non passiamo all'autonomia? Bisognerebbe proprio essere ridicoli per dire queste cose. Guardi qua, questi sono dati di Union Camere. Il 70% della spending review è stato fatto gravare sugli enti locali. Fermola, tengala ferma, questa è un po' più in basso. Eccolo qua. Una delle e allora cose, su comuni, regione e provincia. Le Camere di Commercio, l'Union Camere. No, guardi, forse... perché elimini... un ente totalmente inutile. No, forse è l'unico ente che invece fa degli studi seri, a differenza delle amministrazioni centrali. Evidentemente sono pagati perché sanno fare il loro dovere, comunque, viste le risposte economiche. In ogni caso avremmo immediatamente con il primo anno di indipendenza un prodotto interno lordo che crescerebbe del 12,2%, tenendo conto che siamo a 150 miliardi di PIL e che il Veneto ha un'economia superiore di ben 10 paesi dell'Unione Europea, e la prima cosa da fare immediatamente è diventare indipendenti. Ci sarebbe una risposta, un volano, vero volano, che trascinerebbe tutta l'economia veneta. Altro che gli 80 euro fasulli di cui ha parlato il Presidente del Consiglio, che secondo una stima di Federconsumatori, che non è certa alleata di Indipendenza Veneta, si tradurranno effettivi in 15 euro. Non dimentichiamo che il Veneto ad oggi ha 195.000 disoccupati, una cifra mai raggiunta. Questi sono i benefici di stare in Italia, con un debito pubblico che sta oltrepassando i 2.150 miliardi. Dall'era Monti ad oggi abbiamo aumentato il debito pubblico di 240 miliardi. Questo Stato è tecnicamente fallito ed è irriformabile. Noi continuiamo a parlare di autonomia. Qua prima l'Italia esce dal Veneto, prima il Veneto si salva e forse riuscirà anche a rigenerare l'Italia, altrimenti non c'è nessun'altra condizione per poter fare diversamente, che questo è uno Stato che alimenta solamente la burocrazia e i tecnocrati, aumentano le leggi e c'è sempre meno diritto. Come diceva Sant'Agostino, quando a uno Stato si è tolto il diritto, che cosa resta se non una grossa banda di briganti? Questa è una grossa banda di briganti e basta. Sì, no, sul discorso condivido il discorso della pesantezza dello Stato, sempre detto, degli enti inutili. E a proposito se inquadriamo l'avvocato Morosin che ha in mano il debito pubblico italiano, a proposito delle Camere di Commercio, vediamo se riusciamo a fare il commento va da solo, intanto non riescono a leggerlo i cittadini. Vediamo della regia se riescono a fare un bel primo piano dell'avvocato Morosin, che è quella che è là, che sta qua in mezzo, eccolo qui con questo bella gigetto. Ecco, qua. questo qui è il debito pubblico italiano in diretta, dato dall'Istituto Bruno Leoni, che è un istituto di diritto, che è regolato ogni 48 ore ed è diviso ogni 3 secondi. Sono circa 4.000 euro al secondo che se ne vanno in debito pubblico per 85 miliardi di interessi all'anno. Voi capite che è irrecuperabile la cosa, per cui quando
l'amico Michele Favro dice che lo Stato è tecnicamente fallito, lo dice sulla base di un dato reale. E questo qui è la prova provata che non si torna indietro. Ma questo lo condivido pienamente. Personalmente ritengo che vi siano degli enti proprio che lavorano per se stesse e che creano burocrazia su burocrazia nei confronti del cittadino, e questo porta a questi risultati. Tra questi enti, io per esempio in questi giorni sto organizzando una festa di paese a fine di beneficenza, finalità di beneficenza. Sono in non so se conoscete, per aprire adesso un'impresa, per fare una qualsiasi attività bisogna andare sul SUAP di Infocamere. Si chiama Impresa in un giorno, che è bello, quando dici faccio un'impresa in un giorno. Sono 4 mesi che stiamo lavorando su questo portale. Cioè un'impresa, nel senso è un qualcosa di mortificante. Quindi diciamo che quando si parla di qualche ente inutile, forse anche insomma, le Camere di Commercio non è che siano il massimo, ma non voglio entrare in merito, quindi sui numeri. Però sa cosa? Che se io le proponessi, mettiamo caso abbiamo un'azienda insieme, le proponessi, guarda, facciamo un'altra azienda, questa è troppo costosa, questa c'ha tanta burocrazia, non è più efficiente, non è più efficace, insomma, lei cosa si aspetta? Che io le faccia una proposta ulteriore? Quindi cosa voglio dire? Che io cittadino, io impresa, non mi basta sapere che quello che viene proposto è nella legalità o che sia legittimo, perché ripeto, penso che sia scontato se viene portato avanti, se un Parlamento, un Consiglio regionale lo approva, ma mi serve sapere anche che tipo di progettualità poi si intende adottare in questo nuovo Stato, perché per non cadere se non altro negli errori che sono tuttora in corso. Ecco, io credo che, ma lo do come suggerimento, è una domanda mia da cittadino, da impresa, lo do come suggerimento, sarebbe anche interessante sapere che tipo di modello poi si vorrebbe dare allo Stato. Noi ci ispiriamo ci ispiriamo al modello svizzero come Stato, e cioè uno Stato che sia sempre meno Stato nei confronti dei cittadini come pubblica amministrazione, come peso dello Stato, e che alzi il cittadino sempre di più, che sia al servizio del cittadino, non come ora, che il cittadino è costretto a rincorrere la pubblica amministrazione, come diceva lei poc'anzi, per qualsiasi cosa, che il cittadino venga messo al di sopra delle istituzioni in qualche modo, e cioè che sia il cardine principale, non costretto sempre a subire. Io credo che dovreste dare questo tipo di informazioni alle persone, perché ma noi le stiamo dando ovviamente il progetto politico comunale, poi fattibile o meno, un sindaco ha le possibilità regolamentari, no, il sindaco oggi ha un potere delegato e fa più danni che benefici. Purtroppo invece noi che crediamo a un tipo di democrazia diretta dove c'è il popolo che è sovrano, il popolo che dice al sindaco cosa deve fare. E faccio un esempio scolastico molto banale. Se ci fosse da costruire un ponte qui, non so, a Padova, va bene, e si interessano i cittadini del quartiere che ovviamente ne trarrebbero beneficio, si dice che questo ponte potrebbe costare da 1 a 2 milioni di euro. Siete disposti voi cittadini a finanziare quest'opera? E si fa un referendum anche su questo, si fa una richiesta. Una domanda sola volevo fare, poi dopo non intervengo più. Che differenza c'è tra questo concetto di democrazia e quello del 5 Stelle? Quello del 5 Stelle non conosco. Infatti il 5 Stelle si è spostato anche su posizioni indipendentiste. Se no, chiedo che differenza c'è. Di autodeterminazione. Non conosco nei dettagli, però anche loro sono contro questo sistema mafioso che dà a poche persone la facoltà di decidere per conto di tanti. Ecco, noi vogliamo cambiare il sistema anche su questo. Un attimo, Tomasi, poi andiamo in pubblicità. O no, lo decide la singola amministrazione, insomma, santo Dio. Cioè, se resteranno ma allora lei continua a dire su questo di togliere sempre il potere ai cittadini e di darlo alle poche persone che vogliono fare quello che vogliono. Nella mia abitudine di amministratore e di sindaco, dovevo fare un lavoro pubblico, convocavo tutti i cittadini di quella via, di quel borgo, li consultavo, gli presentavo in proposta il progetto, lo modificavamo e dopo insieme si decideva. Allora, ma questa è l'abitudine. Ma forse lei è uno dei pochi in ogni caso. No, guardi,
Beh, non la mi sembra che questione non mi sembra che il sistema degli ultimi giorni le abbia dato ragione, visto anche Però, cosa è scusa, successo. Favero, No, ma quello è un la altro democrazia versante. diretta se non si esprime tramite i un altro rappresentanti versante. istituzionali, come Che si esprime? diventa non diretta, Lo non decidi diretta. tu, lo decide lui, lo Sì. decido io. Avvocato, No, no, ferma, Capito? ferma, No, è avvocato. cos'è? C'è una confusione anche. chiedo beh, scusa, non Marotta, avevo no, dubbi, non lei avevo è dubbi. simpatico, però anche dal punto lei, di anche no, lei. ma guardi, no, scusi, la corregga dal punto di vista proprio terminologico, questo mi perdoni, è un fatto, non è un'opinione mia. Quello di cui lei parla non è democrazia diretta, guardi che lei ha le idee confuse, è indiretta. Lei è un rappresentante di una democrazia indiretta, perché le decisioni le prendono i rappresentanti eletti dai rappresentati. La democrazia diretta è quando il rappresentato autonomamente si pronuncia e decide. Questo in Italia non si conosce perché abbiamo scopiazzato il modellaccio francese. Ma chi governa veramente questo paese non sono i comuni, sono le prefetture, è lo Stato, sono i ministri. Renzi, quel 116,2 della Costituzione di cui parlava l'avvocato Morosini, cioè quello di andare a negoziare con lo Stato i margini di autonomia, 1, non è mai stato applicato, 2, chi ha chiesto di applicarlo non ha avuto alcuna risposta, 3, adesso Renzi lo vuole abolire. Punto. Cioè c'è un neocentralismo fantastico, le materie concorrenti Renzi nel suo programma le vuole abolire, le materie esclusive delle regioni le vuole abolire. Questo vuol dire un neocentralismo napoleonico che ammazza ogni tipo di democrazia. Ma quale democrazia? Non è diretta, non lo è per definizione, perché all'università si studia che la nostra è indiretta, ma non è neanche indiretta. Quando parlavate delle opere pubbliche, adesso mi dice il sindaco, io parlavo con, sì vabbè, e lui era persona di buona volontà e brava e faceva queste cose, ma non è necessario. Passante, ospedale, Mose, avete visto che sia stata interpellata la popolazione? sì, Scusate, in Svizzera questo non accadrebbe mai. Poi un'altra cosa, L'impresa di prendere la Svizzera sempre come un esempio. No, aspetti. Bisogna anche vedere i lati negativi della Svizzera. Ma quali sono? Non c'è corruzione in Quali nella sono? Svizzera. Stanno bene, hanno democrazia. No, da quel punto di vista svizzeri Non c'è sicuramente. corruzione in Ma Svizzera. non nelle dimensioni italiane. Però noi siamo italiani e loro sono svizzeri. Allora, se la corruzione è un problema umano, esiste nel mondo intero, però quando è a certi livelli è controllata ed è Sono d'accordo fisiologica. con lei. Da noi è patologica. Va bene. Secondo argomento. Allora, No, sai cosa? Il secondo argomento lo tengo in mente. Dopo la Sì, pubblicità, perché chiedo sennò scusa. andiamo fuori tempi. Pubblicità rapidissimi, così sentiamo anche l'avvocato, secondo argomento, e poi gli altri interlocutori. Via, velocità.